Io sono un medico oculista che si occupa della retinopatia del pretermine, che è una malattia che interessa frequentemente i bambini prematuri, che costituiscono circa il 10% di tutte le nascite. Una piccola percentuale purtroppo sviluppa questa malattia che può portare a gravi compressioni visive sino alla cecità. La precoce individuazione di questa malattia e il successivo trattamento consente di preservare la visione e quindi consentire ai bambini di avere uno sviluppo normale durante tutta la loro vita e quindi garantire una qualità della loro vita assolutamente nella normalità. Il reparto di Campo San Piero si è dotato da alcuni anni di personale e di attrezzatura particolarmente sofisticata in grado di individuare tutti i bambini che non solo nella zona di Campo San Piero ma anche in tutto il Veneto, da tutto il Veneto vengono inviati per poterli inquadrare clinicamente e da un punto di vista specifico oculistico. La macchina che è stata donata grazie allo sforzo dell'Associazione Retina Veneto è in utilizzo da circa un anno, abbiamo esaminato e trattato molti bambini e il lavoro che stiamo portando avanti riguarda anche dei settori di ricerca con delle ripercussioni estremamente interessanti.